Buongiorno a tutti, buongiorno da su in montagna. Mi dispiace non esserci, ma caschiamo sempre nel periodo in cui cerco di prendere qualche giorno con la famiglia in barca. Ma insomma, bella iniziativa, un saluto a Massimiliano De Martini, ma anche ad altre autorevoli persone che credono nella qualità e nel tema dell'acqua, è molto importante. Quest'anno volevo fare un saluto in maniera diversa, è un esperimento e vediamo, spero che vi piaccia. Faccio riprendere il video di saluto dell'anno scorso dove ricordavo una serie di cose che restano attuali, per cui ve lo faccio semplicemente riascoltare e alla fine di questo piccolo ricordo dico ulteriori due cose di cose che abbiamo realizzato, se no restano sempre discorsi, continuiamo a fare i convegni, le passeggiate, ma poi restano discorsi. Le persone vogliono vedere i fatti. E l'acqua è un valore enorme, un valore per la nostra vita, per cui l'acqua deve essere pulita. Dobbiamo disinquinare tutti quanti, dall'origine fino alle foci, tutti quanti i nostri canali, i nostri fiumi, i nostri torrenti, perché dobbiamo lasciare un ambiente migliore. Per cui cercheremo in tutti i modi di lavorare a livello proprio anche più generale con la regione, con le regioni, con le province, i comuni, attraversati dai vari canali, dai vari fiumi, proprio per raccontare come l'acqua deve essere sempre di più rispettata. E poi c'è il tema di quello che l'acqua può anche fare in termini distruttivi, per cui i cambiamenti climatici, gli effetti di cambiamenti climatici che vanno gestiti. Bisogna attivare questi bacini di laminazione, bisogna probabilmente ripulire gli invasi, parlo soprattutto delle centrali idroelettriche nelle montagne, proprio perché siano più efficienti e più sicure. Dobbiamo fare manutenzione alle rive dei canali, dei fiumi, dobbiamo immaginare anche queste vasche di laminazione che servono a contenere le bombe d'acqua, queste piogge torrenziali che arrivano, ma anche possono essere utili poi per irrigare i campi, visto che abbiamo forse sempre di più i problemi di siccità o di periodi di siccità. Per cui queste tematiche che per certi versi sembrano problematiche possono diventare anche degli effetti positivi per la nostra vita. Possiamo immaginare che nella ricostruzione di questi argini, nella messa in sicurezza dei nostri canali, dei nostri fiumi, dei nostri torrenti, possa esserci anche una rivitalizzazione in chiave anche ambientale, per cui l'idea di costruire lungo i fiumi percorsi lenti per le piste ciclabili, magari anche per il canottaggio, dove chiaramente il corso d'acqua lo consente. Eccoci, ritorniamo a noi. Adesso sono sintetico perché mi avete già ascoltato tanto, ma era il discorso dell'anno scorso. Voglio solo ricordare che nel frattempo abbiamo realizzato una grande vasca nel quartiere di Via Torino, a Mestre, proprio di laminazione delle acque, gigantesca, raccoglie queste acque importanti che arrivano in questa grande vasca che poi viene spinta con 3 pompe grandissime, quest'acqua che è mescolata perché è acqua inquinata, perché le fognature si mescolano con i tombini eccetera, viene raccolta in questa grande vasca di cemento sotterranea che abbiamo realizzato a Mestre, è già in funzione, e le pompe spingono al depuratore e poi una volta che è pulita viene rilasciata pulita l'acqua. Ne stiamo costruendo un'altra gigantesca a Bissuola e verrà messa totalmente in sicurezza da queste grandi piogge che ci sono. Stiamo cambiando in questi giorni, se venite sul Ponte della Libertà vedrete dei grandi scavi in laguna, stiamo cambiando un tubo dell'acqua, l'acqua potabile che arriva nel centro storico di Venezia e nelle isole, è un tubo che ha 120 anni di storia, lo stiamo cambiando noi, lo sto cambiando io, perché arrivi sempre qualcosa di prospettico per i prossimi 50 anni. Stiamo finendo di realizzare il primo pezzo di fognatura da Sant'Elena che passa per la Certosa, un tubo di fognatura che porta gli scarichi dell'area di Sant'Elena e della Certosa al Lido, poi viene rilanciata con le pompe a Malamocco, da Malamocco, sempre sotto la laguna con dei tubi, viene portata ai depuratori di Marghera, viene pulita, viene filtrata e viene rilasciata l'acqua pulita. Ecco, ho raccontato 2 esempi, ma ci sono chilometri di piste ciclabili che abbiamo realizzato e stiamo realizzando anche lungo i fiumi. C'è l'esperienza del Marzenego, un'esperienza di cui abbiamo finanziato, è tutta pronta, siamo riusciti già a avere tutti i terreni. Sarà un grande parco fluviale lungo il Marzenego che partirà da Gazzera fino ad arrivare a Zelarino, dove verrà proprio messo al centro il canale, l'acqua, e diventerà un grande parco pubblico, utilizzando un rapporto con i privati che ci cedono tranquillamente le aree dove noi le paghiamo ovviamente, in cambio di cubature a cui loro avevano diritto in altre aree che sono già compromesse, lasciando invece la naturalità di quel luogo. Ecco, ho voluto raccontare questo
per risparmiarmi tutti i discorsi dell'altro giorno, ma per spiegare l'importanza dell'acqua in chiave operativa, perché credo che i giovani vogliono esempi concreti. Io resto a disposizione e penso che... e voglio ricordare anche che quest'anno abbiamo inaugurato un centro importantissimo vicino al Tagliercio, fatto con Veritas, di cui ovviamente il comune è proprietario al 51%. Abbiamo inaugurato un grande centro di analisi delle acque, tutto automatizzato, gigantesco, chi vorrà potrà venire a vedere, e dove lì facciamo l'analisi delle acque di quasi mezzo Veneto. Tutto automatizzato, arriviamo fino al micron, per dire la qualità, è tutto dove non può essere interposizione manuale, per cui un lavoro di grandissimo rispetto proprio per verificare la qualità delle acque. Quelle ovviamente di superficie e anche quelle che oggettivamente beviamo tutti i giorni. Dobbiamo essere molto attenti, il tema dell'acqua sarà uno dei temi più importanti. E ricordo che l'acqua serve anche per i trasporti e chi tocca l'acqua tocca il mondo. E con questo mi permetto di ricordare che i 700 anni di Marco Polo, avrete anche questi incontri con alcuni nostri amici cinesi, e, insomma io penso che questo comitato di Marco Polo in qualche modo c'entra con l'acqua, perché Marco Polo anche attraverso l'acqua è riuscito ad arrivare in Cina. E chi tocca l'acqua tocca il mondo, lo sanno tutti, e Venezia è un bene dell'umanità per questo, ma Venezia è dal mare ai monti, come dicevo già l'anno scorso, lo confermo anche quest'anno. Buon lavoro e anche se riuscite, buon divertimento, insomma anche un momento sociale molto bello. Un grande saluto e mi riprometto di esserci il prossimo anno, farò di tutto.